però io vorrei, come dire, un'accoglienza particolare perché è un artista che arriva da lontano, ha preso il treno per arrivare qui al Salotto e quindi si merita veramente un applauso, diciamo almeno il doppio, per Carlo Bonomelli alias Kamal. In realtà non ho preso il treno, ho preso la macchina. Vabbè, dovevi seguire un po' perché il treno era più hai preso la macchina, la macchina con dei bla bla car come ospiti sulla macchina. Ah, quindi hai fatto, diciamo, bravo, hai sfruttato anche questi social che adesso vanno molto, perché diciamolo, tu arrivi da Brescia, no? Da vicino Brescia. Sì, provincia di Brescia, dalla Valle Camonica. Allora, bando alle ciance, sei arrivato dalla provincia di Brescia con una manciata di canzoni che ci vuoi far ascoltare, immagino. Esatto. Estratti da quelle che è la tua esperienza, quelli che sono i tuoi lavori, le tue vicissitudini di vita. No. Sì, da quelli che sono anche, potrei dire, i miei dischi. No, io non volevo dire, volevo che dicessi tu, così poi magari piazziamo anche qualcuno. Sì. Infatti c'è un tavolino lì dove ero seduto io prima, dove è possibile anche, volendo, acquistare questi dischi. Ma lo ripeteremo più volte durante la tua performance, sarò dalla tua parte. Carlo, con che cosa cominciamo quindi? La via di mezzo è una canzone che viene dal mio ultimo album, che è uscito in primavera di quest'anno. Troppo buon tempo lì del cervello, come del resto, troppo lavoro. Dovrei trovare una via di mezzo per non impazzire davvero. Che poi il mio mestiere, seppur divertente, diventa esigente. Mi rende incosciente, mi sfugge il presente, non capisco più niente. Andare per legna nel bosco al mattino mi rende un bambino sudato e carino, e quando vien sera torno alla magione, con lei fa l'amore e mi sento un adone. Lavoro per vivere, non il contrario. Mi chiamo Gianmario, sono bello e statuario, e chi se ne frega di avere un discreto salario. Alla fine del mese non so se ci arrivo, ma intanto son vivo e di noia son privo, quindi niente pretese, saprò essere attivo a riprese. La morte è certezza, la vita carezza, che dura un istante, forse son tante, ma la più importante è quella presente, è ciò che si sente. Andare a manetta con la bicicletta, toccare una tetta e non pagar più la bolletta, che tanto ci penserà la provvidenza. Lavoro per vivere, non il contrario. Mi chiamo Gianmario, sono bello e statuario, e chi se ne frega di avere un discreto salario. Lavoro assai poco, sono pazzo e ci gioco io con le emozioni, a volte scrivo canzoni. La vita è assai dura, ma non ho paura di questa avventura.
presto, troppo lavoro. Dovrei trovare una via di mezzo, a metà strada, 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 tra il delirio e il decoro. Grazie. Kamal, alias Carlo Bonomelli, stiamo per cominciare lo streaming, io lo dico così anche per quelli che ci guardano da casa. A un certo punto si potrebbe vedere un puntino in cima all'inquadratura, non è pixelato, non è un problema, è la luna quella, siamo riusciti a inquadrare la luna, quindi te lo dico anche così ti lasci ispirare in questa, diciamo, serata qui in Piazza Vittorio. Allora abbiamo cominciato così noi qui in piazza già a conoscere qualche tua canzone, io però vorrei dire che questa sera ti presentiamo come Kamal, però il tuo vero nome è Kamal, scusa, io ero rimasto alle Kamel, quindi tu sei rimasto alle Kamel. Però diciamo anche tu, a parte gli accenti, ogni tanto slitti tra quello che è il tuo nome, diciamo, all'anagrafe e il tuo nome d'arte. Hai bisticciato con queste due identità? Sì, ho avuto un po' di crisi di identità in questi anni. Hai avuto crisi di identità? Sì. Tant'è che hai pubblicato sia come Carlo Bonomelli che come Kamal. Sì, vabbè, i dischi, quelli proprio fisici, sono tutti come Kamal. Tutti come Kamal. Però ho fatto anche un singolo come Carlo Bonomelli, che per un periodo ho litigato con questo nome d'arte. Bene, ecco, la prossima canzone racconta questo litigio o invece, diciamo, è fuori da queste dinamiche? No, vabbè, la prossima canzone è fuori. È fuori. Come si intitola? È quella che si intitola Aborigeni Italiani ed è la canzone che dà il titolo al mio ultimo disco. È la title track. Esatto. È un rap, mezzo rap. Con la chitarra è già interessante. È assurdo lamentarsi dei politici quando li abbiamo creati a nostra immagine e somiglianza. Sì, certo, con un po' più di potere, però stronzi uguale. Ci sarà pure un altro modo di progredire che non sia un intreccio di tralicce di cemento e di radioforeste e prati che ci nutrirono per millenni e che ci sfamano tuttora nonostante la galera e nonostante la malorra. Ma per fortuna che ci sono i fricchettoni con loro simpatico modo di essere un po' meno più coglioni. Na 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 na. Cerco un'esistenza più poetica che faccia scudo a una realtà troppo cosmetica. Ho bisogno di un qualche anestetico esaltante che renda questo mondo ai miei occhi un po' più erotico e divertente. Anche se non vincerò mai un viaggio per Metanopoli con albergo, vista piscina, autostradali e cucina macrobiologisticamente edibile, dove trascorrere le ferie d'ottobre senza pagare l'impossibile. Ma forse un giorno me ne scapperò in Corea, che sia a nord o che sia a sud non ha importanza, no? Purché sia buona e che sia tanta, quasi come la Samantha. Cerco un'esistenza più poetica che faccia scudo a una realtà troppo cosmetica. Ho bisogno di un qualche anestetico esaltante che renda questo mondo ai miei occhi un po' più erotico e divertente. Ma se ci sentiamo nuovi e ancora viventi, dimentichiamoci dei casamenti, delle officine, dei pianti, delle nostre babbuine inappetenti e malandrine. E andiamo tutti quanti al fiume a fare il bagno, purifichiamoci dall'odio, che pure se è la fonte del demonio, l'acqua è figlia di Dio, è sempre figlia di Dio, anche se l'ho comprata io, anche se l'ho inquinata io, che cerco un'esistenza più poetica
poetica che faccia scudo a una realtà troppo cosmetica. Ho bisogno di un qualche anestetico esaltante che renda questo mondo ai miei occhi un po' più erotico e divertente. Grazie alla crisi economica e all'abbondanza di materia psichedelica, forse un dì saremo i nuovi aborigeni italiani. Forse un dì saremo i nuovi aborigeni italiani. Forse un dì saremo i nuovi aborigeni italiani. Forse un dì, per ora qui cerco un'esistenza più poetica che faccia scudo a una realtà troppo cosmetica. Ho bisogno di un qualche anestetico esaltante che renda questo mondo ai miei occhi un po' più erotico e divertente. Un po' più erotico e divertente. Un po' più erotico e divertente. Grazie. Kamal, questo era Aborigeni Italiani, se non ho capito, quindi Male, la tua title track, diciamo, del tuo ultimo lavoro, diciamo un pezzo anche un po' rap che all'inizio parte con questo spelling. Abbiamo accennato prima, visto che siamo sempre qui diciamo diffusi anche dallo streaming, per chi volesse seguirti sulla rete, che riferimenti dobbiamo dare? Allora, se volete, vabbè, il mio sito, c'ho un sito che si chiama kamalicus.it, però Kamalicus si scrive con la K, Kamalicus con 2 K, no? Praticamente. Dove sentite la C mettete la K. Oppure andate su Facebook e scrivete Carlo Kamal Bonomelli. Kamal si scrive con la K, ricordatevelo. Oppure su YouTube Carlo Kamal Bonomelli, anche lì. Con la K? Con la K. Ho capito, solo Kamal però con la K, non il K, una K Esatto, sola. No, sì, Carlo con la C. Senti, vabbè, mi sembra abbastanza chiaro a questo punto. Io ti suggerirei anche quasi come titolo di un brano solo con la K, perché potrebbe essere anche una roba che... Invece il prossimo brano, al di là delle mie cavolate, com'è che si intitola? Distanze. Distanze, Kamal. Distanze chilometriche tra me e le donne ipotetiche sono immense, non demordo, però mordo e spesso fuggo. Tengo un demone nel cuore che non smette di ruggire, vuole uscire allo scoperto, solo lei mi può capire, sono certo, ma lei chi devo scoprire? Che sono stanco di fuggire, voglio andare a riposare, magari far l'amore in riva al mare. E se non ci fosse il mare, su di un prato a rotolare, nell'abisso che ho nel cuore, respirare il tuo sapore. Che se il corpo fa quello che deve fare, l'anima è libera di volare. E se il cuore batte forte, che ha più paura della morte. Distanze metafisiche tra Dio e le verità scientifiche non le voglio più sapere, voglio vivere e godere, che il dolore c'è comunque nella vita di chiunque, non restiamo ad aspettarlo, andiamo al dunque. E se non
non ci fosse il sole dentro al buio a navigare, non lo so dove sto andando, ma vale la pena di provare. Che se il corpo fa quello che deve fare, l'anima è libera di volare. E se il cuore batte forte, chi ha più paura della morte? E se il corpo fa quello che deve fare, l'anima è libera di volare. E se il cuore batte forte, chi ha più paura della morte? La distanza che intercorre tra la tua bocca e la mia è ancora troppo bella, dai non andare via. Non so chi sei però mi piaci, che ti ricoprirei di baci. Ricadiamo sulla terra e poi partiamo per una stella. Rotoliamo sulla terra, ripartiamo per una stella. Che se il corpo fa quello che deve fare, l'anima è libera di volare. E se il cuore batte forte, chi ha più paura della morte? E se il corpo fa quello che deve fare, l'anima è libera di volare. E se il cuore batte forte, chi ha più paura della morte? Grazie. Questa era Le Distanze. Kamal, qui al Salotto ci stai presentando praticamente, immagino, parte dei brani di questo tuo lavoro che si intitola appunto Aborigeni Italiani, no? Se non ricordo. Esatto. Plurale. Aborigeni. Finora ho fatto tutte canzoni che si trovano in questo disco. Hai detto finora perché invece adesso andiamo a scoprire qualcosa di sì. più antico. Quella che è una delle tue prime, diciamo, realizzazioni, no? Diciamo che adesso vorrei fare un pezzo che è l'unico pezzo che ho inciso come Carlo Bonomelli. Ah, era questa la pietra dello scandalo. scandalo, diciamo, la canzone dello scandalo. Anche se in realtà l'ho scritta quando utilizzavo ancora lo pseudonimo Kamal, poi sono tornato Carlo Bonomelli, cioè sono arrivato Carlo Bonomelli, ho inciso questo pezzo e poi sono tornato Kamal. Vabbè, no, ma è chiaro, è stato, diciamo, un andamento. C'è un video su YouTube tra l'altro di questo pezzo. Vabbè, ve lo faccio sentire adesso. E come si intitola il pezzo? La pillola anticrisi. Ok. Che comunque è di Kamal. Kamal. I giovani non hanno più futuro, gli anziani non hanno più passato, non ci resta che un presente ben poco rassicurante, siamo rimasti tutti quanti in mutande. La crisi ce l'abbiamo dentro al cuore, dovremmo fare un poco più all'amore. E invece noi vogliamo lavorare, ma il lavoro più non c'è. E allora trasferiamoci in Australia, andiamo giù a raccogliere le mele. Oppure dai, facciamoci le pere, che domani si vedrà. La pillola anticrisi ce l'ho io, l'ho mangiata e vedo Dio che lavora al posto mio, che mi divido tra terme passeggiate, belle femmine allupate, come fossi un gran pascià. Però poi passa l'effetto e mi ritrovo nel mio letto, senza sogni da poter giocare all'otto. La mia bella mi ha lasciato perché son disoccupato, vedo grigio anche se il mondo è colorato. Inventerò una nuova religione per fare del denaro produzione.
Avremo nuovi posti di lavoro per gli apostoli dell'oro. Benediremo masse scioperanti con una bella pioggia di contanti. E poi festeggeremo per i secoli a venire. Questa crisi prima o poi deve finire. Questa crisi prima o poi deve finire. Ma la pillola anticrisi ce l'ho io. L'ho mangiata e vedo Dio che lavora al posto mio, che me la spasso tra feste esagerate e vacanze rilassate come fossi una rockstar. Ma la pillola anticrisi ce l'ho io. L'ho mangiata e vedo Dio che si sbatte al posto mio, che mi cimento in soavi zingarate, in località sverdute senza mai dover pagare. Sono morto di overdose, di pastiglie portentose, niente crisi, niente più vite sospese. Sulla lapide hanno scritto, era solo un derelitto. Voi non fate come lui, rigate dritto. Voi non fate come lui, rigate dritto. Voi non fate come lui, rigate dritto. Mi raccomando, non fate come lui. Grazie. La pillola anticrisi, hai trovato anche questa, diciamo, tra le tue canzoni, la pillola anticrisi. Kamal, ci sei venuto a trovare da molto lontano, siamo molto contenti di averti qui. Potrai risentirti anche su Radio Flash, oltre che rivederti potremo anche rivedere su Facebook. Con quale brano vuoi salutare questa Piazza Vittorio, il Lab e tutto il nostro pubblico? Vi Quale saluto col brano con cui di solito saluto la gente ai miei concerti, che si intitola Ma li sentite voi, è un brano del mio primo disco, che è qui anche quello, se volete per caso sbirciare, acquistare, puntini puntini. Anche questo brano ha un video, se volete andate su YouTube, scrivete Kamal, ma li sentite voi, punto di domanda, e vi potete guardare il video di questa canzone che adesso vi faccio sentire. Conosco un pittore pazzo, dipinge cose senza un apparente senso e poi ti chiede: signora, lei cosa ci vede? E la signora ovviamente non ci vede niente, però che importa, può essere bello uguale se fa vibrare un po' la sfera emozionale, spegnersi un poco, lasciarsi vagare. Forse stanotte avrò qualcosa da sognare, ma li sentite voi di notte cantare gli uccelli? Ma li sentite voi di notte cantare gli uccelli? C'è una ragazza che balla la tarantella, è indemoniata, forse sì, ma quanto è bella. Nuda o vestita di giallo, tamburellando, mi invitò nella sua tenda per un rito neanche strambo. Una folta calamita mi disinfettava l'anima, insozzandomi il corpo di stelle. Però all'alba ero già sotto il mio soffitto cielo blu, cavalcando i sogni delle pecorelle. Ma li sentite voi di notte cantare gli uccelli? Ma li sentite voi di notte cantare gli uccelli?
fuoco si ode solo il ronzio del tempo che si ferma e scorre ad intermittenza. Come fa pure il mio credere o meno in un Dio, però in momenti come questi potrei anche fare senza. Fuori da ogni genere musicale, al di là di ogni segno zodiacale, c'è qualcosa di indicibile da assaporare, c'è la vita quella vera da inscenare. Ma li sentite voi di notte cantare gli uccelli? Ma li sentite voi di notte cantare gli uccelli? Ma pure a chi non ha capito, e forse mai capirà, chi se ne frega, gli faremo ascoltare il rumore degli uccelli in digitale, in modo da rendere il tutto leggermente più normale. Danzeremo strani ritmi sia d'inverno che d'estate, canteremo le canzoni dei briganti e delle fate. Qualche donna si commuoverà, si spera, e tornerà di nuovo un'altra primavera. Ma li sentite voi di notte cantare gli uccelli? Ma li sentite voi di notte cantare gli uccelli? Ma li sentite voi di notte cantare gli uccelli? Ma li sentite voi di notte cantare gli uccelli? Grazie Torino, I love Torino, oh yeah.